non so se sono qui perché da piccolo mi piacevano gli spinaci, non lo so. Sono Gianpietro Pizzo. Non sono né ex Rifondarolo, né ex Sinistra Democratica, niente di tutto questo. Iscritto al PC, Nessuno è perfetto. ecco, iscritto al PC dal 1976 all'87, dopodiché una lunga parentesi in giro per il mondo. Io chiaramente non voglio riprendere molti degli stimoli e delle cose che sono state dette, condivido molte questioni, però probabilmente ci sono alcuni passaggi che mi piacerebbe chiarire, perché questa operazione di Sinistra Libertà innanzitutto non può essere, e questo credo che ormai tutti siamo d'accordo, una fusione a freddo, cioè non può essere semplicemente legata ad accordi e relazioni, fra l'altro appunto tra nani, dal punto di vista della forza politica e del consenso. E questo mi pare, su questo la capacità di buttare il cuore oltre l'ostacolo è fondamentale dal punto di vista del rimettersi in discussione, mettere da parte i piccoli e poi tutto sommato anche abbastanza tristi equilibri della vecchia politica. Però per fare questo sforzo, per avere questa capacità di slancio, probabilmente c'è un salto di qualità nel modo in cui noi pensiamo la politica. Cioè non basta semplicemente dire che la politica sta molto male, se non è quasi morta, dal punto di vista della dimensione della politica nella vita quotidiana delle persone. Questa cosa bisogna riuscire non soltanto a rianimarlo, a rimetterla in vita, però farlo uscendo secondo me da alcuni schemi che sono delle gabbie un po' cieche. Faccio un esempio. È vero che c'è una mutazione antropologica che è accaduta nella nostra società, ma questo lo scriveva Gian Antonio Stella, che non è un brillante uomo, ma nel libro Schei, che credo sia di 12 o 13 anni fa, diceva esattamente quello che stava accadendo, cioè che cresceva la ricchezza monetaria e la ricchezza economica dei veneti e dall'altra parte cresceva la loro povertà sociale, perché la distruzione di capitale sociale, la privatizzazione delle nostre esistenze è andata molto avanti. E allora questa questione non può essere semplicemente quella di dire qui c'è un problema di comunicazione, non ci facciamo capire, qui c'è un problema di assecondare o cercare di reinterpretare le dinamiche e gli interessi delle persone. Io credo che la questione non stia così. Non stia così. Cioè se la logica è, guardate, ieri sera sentivo una persona, fra l'altro competente, intelligente, che svolge un ruolo di prestigio, che diceva bisogna che noi assecondiamo gli interessi delle persone, dobbiamo stare dietro ai loro interessi immediati. Non c'è sinistra in questa prospettiva, non c'è sinistra, io credo che non ci sia sinistra. E allora questo deve essere un punto fermo, perché altrimenti nelle logiche del realismo non si va da nessuna parte. Nel realismo e nel cinismo c'è il cacciare pensiero. Io francamente non mi iscrivo a questa scuola. Allora gli interessi vanno interpretati, vanno letti, ma soprattutto vanno anticipati, perché riconoscere oggi una mutazione antropologica accaduta in Veneto tra il 1970 e oggi è utile, Alessandro, però non basta più. Bisogna avere la capacità di anticipare quello che accadrà domani, avere dei sensori, dei lettori di quello che sta accadendo. E questo significa sicuramente avere un progetto di società, ma non può essere un progetto di società monolitico, non può essere un progetto di società calato dall'alto, non nasce una delibera del comitato centrale di nessuna struttura di partito, nasce nella capacità di dialogo con i pezzi di società. E questa è la prima cosa, perché io credo che bisogna riaccendere le passioni. E allora riaccendere le passioni significa essere dei lettori di quello che accade nella nostra società. È vero che è cresciuta la povertà sociale, la distruzione di capitale sociale. È vero che c'è una privatizzazione, ma è anche vero che ci sono pezzi silenti della nostra società che si riorganizzano, che hanno rimesso in campo forme di mutualismo, forme di stile di vita diverso, penso ai gas, penso ai 1000 gruppi associativi che sono rinati sul fatto che comunque bisogna ricostruire un tessuto denso sociale. A questi non parliamo, anzi sembra quasi che questa gente non ci interessi neppure nel ragionamento, che la politica stia altrove.
Ecco, io penso invece che la politica sta in quel gap tra la miseria degli interessi attuali, le pratiche sociali che si vanno riorganizzando. Pensate, tra di noi non credo ci siano queste esperienze oggi. Spero di sbagliarmi, ma non credo. Quindi c'è un problema di recupero di lettura, ma c'è anche un problema di stile di vita. Cioè la nuova politica, lo stile della politica è anche stile di vita. Vi faccio un esempio banale. E non credo di andare fuori tema, guardate, dicendo queste cose. Questa mattina quanti di noi siamo venuti qui? Ognuno con la propria macchina, ognuno per conto proprio. Ecco, questo è un esempio di nuova socialità, è un esempio di ricostruzione. Beh, se voi avete fatto car sharing sono contento, o carpooling come si chiama. Però, voglio dire, questo è un sintomo. La privatizzazione è andata avanti nelle nostre esistenze, la povertà, la distruzione di capitale sociale è andata avanti nelle nostre esistenze, nei nostri stili di vita. Allora, o riapriamo questo gioco. E guardate, è anche un problema del modo in cui stiamo assieme. Una persona che guarda in maniera sempre molto tempestosa ai fatti della sinistra e anche con posizioni molto altalenanti, Franco Berardi Bifo, che è un amico che io stimo e soprattutto perché è un irrequieto, anche se sbaglia molto nelle sue posizioni politiche a volte, come nelle ultime dichiarazioni che ha fatto dopo le elezioni di Bologna, però lui ha detto: non c'è politica, non c'è socialità laddove le persone non hanno il piacere di stare assieme e non vedono l'ora di tornare a casa. Noi qui stiamo assieme o vediamo l'ora di tornare a casa? E guardate che non è un'affermazione banale, io non ho una tradizione da Boy Scout, non ho mai fatto il Boy Scout, quindi non sono interessato a dinamiche di questo tipo, ma sono interessato alla ricostruzione di un processo politico in cui, siccome il grande impianto ideologico, la Weltanschauung, la visione del mondo, che probabilmente rendeva automatico, immediato, il senso del fare politica all'interno del Partito Comunista, all'interno della sinistra, del Partito Socialista, del PSUP, della vecchia scuola della sinistra del partito, oggi questa capacità non c'è più. E allora o noi la risupportiamo in una maniera di gratificazione, di costruzione del senso del fare politica, o altrimenti siamo dei frustrati, perché non abbiamo il potere. Quindi quello è un ottimo Viagra, no? Il potere. Non abbiamo la capacità di avere quel tipo di gratificazione, non abbiamo la capacità di produrre consenso e opposizione nel paese. Che cosa siamo se non riusciamo a ricostruire almeno un livello di qualità della politica? Ecco, io qui penso che questa sia una questione centrale. Nuovi stili di vita, perché questi supportano un ragionamento sulla politica. Riprendere il discorso dell'etica, della sobrietà, questo è fondamentale. Perché o noi immaginiamo che anche nel governo della cosa pubblica la battaglia sul rilancio del valore del pubblico, in termini di efficienza, in termini di trasparenza, in termini di democraticità, viene supportato anche da una capacità di etica, o altrimenti non siamo credibili, non siamo autorevoli.